Si chiude il cerchio intorno al boss Leo Sutera, 68 anni, di Sambuca di Sicilia. La squadra mobile di Agrigento, insieme agli agenti della squadra di Palermo e i poliziotti del servizio centrale operativo, hanno eseguito 4 misure cautelari nei confronti dello stesso Sutera, accusato di associazione mafiosa e già ristretto all'ospedale civico di Palermo, e di 3 fiancheggiatori, considerati suoi fedelissimi. Si tratta della fioraia del paese, Maria Salvato, 45 anni, dell'imprenditore Giuseppe Tabbone, 53 anni, e dell'autista del boss, Vito Vaccaro, 57 anni. Per loro l'accusa è di favoreggiamento con l'aggravante mafiosa. L'indagine, culminata con il fermo di Leo Sutera il 29 ottobre scorso, permetteva fin da subito di individuare il ruolo delle 3 persone oggi coinvolte. Per gli inquirenti particolare rilievo ricopriva il negozio di fiori gestito da Maria Salvato e l'abitazione dell'anziana madre di Sutera, luoghi al di fuori del centro e dotati di caratteristiche di assoluta riservatezza dove poter trattare argomenti particolarmente delicati. Maria Salvato aveva numerosissimi contatti con Sutera. Vito Vaccaro, suo autista, precisava con toni assolutamente espliciti ed inequivocabili il ruolo attualmente rivestito da Leo Sutera all'interno dell'organizzazione criminale, indicandolo a capo dell'intera provincia agrigentina. Vaccaro avrebbe anche bonificato l'auto da eventuali microspie. Giuseppe Tabbone è invece un imprenditore titolare di una ditta che si occupa di lavori di terra con eventuali opere connesse in murature e cemento armato con sede a Sambuca di Sicilia. Anche lui aveva numerosissimi contatti con Sutera e conversazioni sensibili che mostrano chiara conoscenza di vicende e ruoli assai rilevanti nel contesto criminale. L'autista e l'imprenditore sarebbero stati particolarmente attivi nel coadiuvare il capomafia, salvaguardandone gli spostamenti e la comunicazione. Lo avrebbero informato dell'esistenza di telecamere e di possibili attività investigative. I 3 sono stati condotti dagli agenti al carcere di Lorenzo di Agrigento.